Al Cavallino, un piccolo di 2 anni originario della Germania ha perso la vita colpito in un campeggio da una forma di meningite fulminante. Sono 5.500 gli studenti della provincia del Veneziano che stanno soffrendo alla vigilia degli esami di maturità, le novità e i consigli. Al via il Festival Show, la kermesse itinerante che porta la grande musica nelle piazze del Triveneto, conduttrice Luisa Corna. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Caso di meningite in un campeggio del Cavallino, si spegne un bimbo tedesco di neanche 2 anni. Moritz Reineckel, nato il 16 luglio 2011, era in vacanza in un camping di Cavallino Treporti ed era giunto da qualche giorno in camper con i genitori. Domenica mattina la mamma, infermiera in Germania, ha capito subito che il bimbo stava molto male e che era necessaria una visita in pediatria. I coniugi hanno portato il piccolo all'ospedale di San Donà, dove si trova il reparto specializzato. È espirato dopo poche ore in ospedale a causa della gravissima forma di meningite. Nel campeggio è stata adottata tutta la profilassi necessaria in questi casi e i sanitari dell'ULSS 12 hanno dichiarato che non ci sono ulteriori rischi di contagio. La famiglia è ripartita ieri per la Germania, dove sarà trasferita probabilmente nella giornata di oggi la salma del piccolo per i funerali. Ed è allarme e violenza, escalation di rapine a Mestre nella provincia veneziana. Venezia appunto occupa il primo posto nel Veneto per il numero di reati. Sentiamo. È stato un sabato sera da incubo quello vissuto a Marghera e a Mestre da un uomo e 2 ragazzi. Soltanto in queste ore stanno trapelando notizie su 2 rapine che la dicono lunga sulla vita violenta a Mestre. Un iPhone di ultima generazione in possesso di 2 adolescenti ha fatto scattare 2 malviventi nei dintorni della stazione ferroviaria di Mestre. I 2 hanno notato che uno dei ragazzi ha risposto al telefono con un nuovo cellulare e hanno deciso di prenderselo. Si sono avvicinati ai 2 con un coltello. Le vittime sono però riusciti a reagire e a mettersi in salvo in una trattoria in piazzale Favrecchi. Quando è intervenuta la polizia, i 2 si erano dileguati. Poche ore dopo, verso la mezzanotte, a Marghera, un signore di 67 anni lungo la banchina dell'Azoto era fermo al buio con il motore spento e alcuni giovani che, stando agli investigatori, stanno prendendo di mira da mesi i clienti con le prostitute, lo hanno tirato fuori dall'abitacolo. È stato preso a pugni, buttato a terra, pestato e derubato di cellulare, portafoglio e orologio. Gli hanno anche gettato lontano le chiavi dell'auto. È stato soccorso da un passante e intanto dalla graduatoria nazionale sui reati del Sole 24 Ore nel 2012 Venezia appare la provincia veneta con il maggior numero di reati commessi. A livello nazionale è 17esimo. Sono i reati predatori, furti e rapine quelli che destano maggiore preoccupazione nella nostra provincia, tanto che è stato allertato il ministro degli interni Alfano. E c'è un'altra emergenza che sta assillando i veneziani, ossia la morsa dell'AFA. La si dovrà sopportare fino a giovedì. Intanto però la protezione civile è allertata. Venezia è stretta nella morsa dell'AFA e la protezione civile avverte che durerà fino a giovedì, quando si dovrebbe tirare il fiato per l'arrivo di una depressione dalla Francia. Nel frattempo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala bollino arancione per Venezia. Non tanto per i 30 gradi registrati, ma per la temperatura percepita a causa dell'umidità che sta rilasciando il terreno impregnato dalle abbondanti piogge cadute nel mese di maggio. In laguna inoltre è comparso di nuovo il fenomeno dell'infiorescenza di alghe. In più zone è visibile il letto verde che ricopre l'acqua e che toglie ossigeno ai pesci. Il comune fa sapere che non c'è nessun allarme. Secondo gli esperti questa è la stagione del fenomeno, che è apparso in tempi più rapidi e vistosi del previsto, a causa del passaggio dalle temperature fredde delle scorse settimane a quelle eccessive di questi giorni. A tutto questo si aggiunge l'aumento dei livelli di ozono rilevati al Parco della Bissuola, che sono saliti nelle ultime ore superando i limiti di legge. E intervento chirurgico straordinario all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Un paziente ottantenne, cardiopatico ma pienamente autosufficiente, è stato asportato un grosso tumore renale che aveva invaso 2 vene, quella renale e quella cava inferiore che porta il sangue direttamente al cuore. È stato operato per 2 giorni. Lo staff di urologia dell'ospedale veneziano, guidato dal primario Claudio Milani, con una strategia inedita,
attività articolata in 2 fasi. Per rimuovere il tumore era necessario superare 2 grandi difficoltà, sostanzialmente chiudere l'arteria renale destra senza causare conseguenze pericolose ed evitare danni al cuore e al cervello del paziente durante la chiusura temporanea della vena cava dove si annidava il tumore. Il paziente è stato dimesso dopo una decina di giorni. E dopo l'attacco all'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso per i tagli alla CTV, i sindacati sferrano un attacco all'azienda denunciandone gli sprechi. Sentiamo. Sindacati contro CTV. Dopo lo sciopero contro i tagli della Regione Veneto che ha messo in ginocchio la città nei giorni scorsi, ora il sindacato di base USB e la UIL attaccano la direzione dell'azienda di trasporti pubblici veneziani. Giampiero Antonini della USB rivela che l'azienda di trasporti avrebbe calcolato nel bilancio di previsione 2013 un recupero dalla forte evasione degli utenti di appena 500.000 euro. Una cifra irrisoria visto che le ultime rivelazioni parlerebbero di un'evasione tariffaria di oltre 7 milioni di euro. Antonini lo ha dichiarato durante un incontro con i consiglieri comunali, al quale non hanno partecipato però il sindaco Giorgio Orsoni e l'assessore alla mobilità Ugo Bergamo. Antonini ha poi denunciato sprechi. La CTV, ad esempio, utilizzerebbe i propri addetti, anziché per controllare i biglietti a bordo dei mezzi, per affiggere le locandine del comune, e che i lavoratori part-time guadagnano per gli straordinari più del loro stipendio base. Ma le polemiche non sono finite qui. Gianni Carraro della UIL ha messo in evidenza come, nonostante ci siano 200 dipendenti di Vela addetti alla bigliettazione, il 40% delle biglietterie resti chiuso e dalle 21:30 circa è quasi impossibile trovare una biglietteria aperta, perdendo così possibili introiti. Con questo quadro di lamentele e disservizi si preannuncia quindi particolarmente caldo il prossimo dibattito in Consiglio Comunale. E notte prima degli esami per 5.500 studenti della provincia di Venezia. Sentiamo dunque i consigli e le novità. Domani per 5.500 studenti veneziani si apriranno le porte per la prima prova del temuto esame di maturità. A Venezia e Mestre, tra i 2 licei classici, 4 scientifici, un artistico, un nautico e una decina di istituti professionali, il numero dei maturandi sfiora i 1.200 studenti, mentre sono 49 non ammessi che dovranno aspettare il prossimo anno per diplomarsi. Le modalità di esame sono rimaste le stesse dello scorso anno. Si inizia con la prova di italiano, comune in tutti gli istituti. Le tracce vengono inviate online e la verbalizzazione avviene via web da parte dei professori, previo controllo anticopiatura tecnologica. Per cambiamenti e novità nelle modalità di esame bisognerà quindi aspettare il 2015, con gli studenti che hanno iniziato a frequentare la scuola riformata. Nel frattempo, tra i professori c'è chi, in vista dell'esame, consiglia agli studenti di distrarsi il giorno prima della prova, leggere attentamente le tracce e non andare fuori tema. Gli ingredienti per un buon esame sono quindi studio, concentrazione e, perché no, anche un po' di fortuna. E arrivano notizie sempre più rincuoranti dall'agricoltura veneta, dove in pochi anni sono nati 2000 nuovi posti di lavoro. A livello europeo il Veneto ha il maggiore patrimonio di produzioni agroalimentari a denominazione e detiene anche il primato delle esportazioni enologiche per un valore che nel 2013 ha superato il 1.443 milioni. Il comparto agroalimentare regionale registra un fatturato da record che si attesta sui 5,34 miliardi di euro. Di tutto questo si parlerà in un convegno organizzato dal PD a Treviso sabato, al quale parteciperà il presidente della Coldiretti, Giorgio Piazza. Saranno analizzati lo stato dell'arte e della legge su etichettatura, ferma nonostante un lungo carosello di scandali alimentari. L'iter della legge del chilometro zero in Parlamento e la proposta per un testo unico sulla contraffazione e pirateria chiesto proprio dalla Coldiretti nel documento presentato a tutti i candidati politici delle recenti elezioni. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi per ulteriori aggiornamenti.
voglia d'estate? Tornano le notti nel Milanese. Le notti bianche che esaudiscono i tuoi desideri. Sabato 22 giugno a Scorzè. Vivi con noi la tua estate. Con i negozi aperti fino a mezzanotte. Centri storici da visitare. Le band dal vivo in ogni angolo della città. E poi ancora il gusto della cucina e il buon bere della nostra terra. Il tutto servito con una valanga di offerte speciali. Non perderti lo spettacolo. Sabato 22 giugno a Scorzè. Vivi con noi la tua estate. È un'iniziativa Confcommercio Imprese per l'Italia Milanese e Venezia Opportunità. Milano Summer Festival, dal 5 al 27 luglio, area impianti sportivi, concerti, concorsi, DJ, selezione di Miss Italia, stand gastronomico con cucina tipica veneta, kebab, pizzeria, gelateria, anguriara. Venerdì 26 i Nomadi in concerto, prevendite Marlene Travel, Milano e Dolo, sponsor Autocarrozzeria Moderna a Mestre e Santa Maria di Sala. I got a feeling that tonight's gonna be Ben rientrati in studio, ora come di consueto il nostro sguardo all'area metropolitana con notizie brevi dalle province di Padova, Treviso e Venezia. Fra le altre cose parleremo della piscina più profonda del mondo, di sonore bocciature e di una caccia collettiva ai vandali. Sentiamo. Appello del sindaco di Ceggia per individuare gli autori di vari e ripetuti atti di vandalismo a danno dell'arredo urbano, della segnaletica stradale, di edifici pubblici e privati. Chi avesse visto, chiede Massimo Beraldo, è pregato di informare la polizia municipale. Inaugurato a Brondolo il nuovo McDonald's che nei fine settimana resterà aperto 24 ore su 24, ha 240 posti a sedere ed è dotato di un McDrive per consumare direttamente in auto. Per ora ha 38 dipendenti che potrebbero salire in base al carico di lavoro. Estate amara per metà degli studenti del Cerletti, la scuola enologica di Conegliano, dove ha studiato anche il presidente della regione Luca Zaia. I promossi al primo round sono stati 519 su 957, ben 129 i bocciati, 309 quelli che dovranno passare le vacanze sui libri. Via libera alla caccia di 400 cervi. I sindaci del Consiglio, sostenuti dagli allevatori, hanno strappato il consenso alla regione, finora contraria, sostenendo che 3.000 capi sono troppi per la foresta dell'altopiano. Gli ambientalisti annunciano iniziative di protesta. Montegrotto Terme ospiterà la piscina più profonda del mondo, meno 40 metri, come l'oceano, per la gioia di chi ama gli sport subacquei. L'impianto nascerà tra qualche mese all'Hotel Mille Pini. L'acqua termale permetterà di immergersi in totale sicurezza senza utilizzare le mute. Dopo Bruce Springsteen, Padova si prepara ad ospitare un altro mito del rock, niente meno che Bob Dylan, che si esibirà al Palageox l'8 novembre. Il concerto padovano concluderà le date di Bob Dylan in Italia, 3 a Milano e 2 a Roma. I biglietti sono già in vendita. Ed ora passiamo alla pagina degli spettacoli. C'è attesa per la 13ª edizione del Festival Show, la manifestazione itinerante che porta grande musica sulle principali piazze del nord-est. Tutte le novità nel nostro servizio. Se le vacanze appartengono ormai al passato, in questo 2013 di crisi ci rinuncia il 53% degli italiani. Allora svaghi e divertimenti arrivano dritti sotto casa. Il Festival Show, raccogliendo l'eredità indimenticabile del Festival Bar, è a tutt'oggi il più importante evento estivo del Nord-Est. Senza far pagare un biglietto, porta i big della musica nelle principali piazze del Triveneto per la gioia di 300.000 spettatori ogni anno. La 13ª edizione, che è stata presentata in Villa Condulmer a Mogliano, sembra non risentire delle difficoltà economiche dei nostri giorni. Evidentemente il 13 è un numero fortunato. Porta sempre fortuna, fra l'altro quando arriva l'estate arriva il Festival Show
c'è questo connubio fra la bella stagione, la musica, il divertimento, le grandi piazze, saranno 10 anche quelle di quest'anno, dal debutto di Padova in Prato della Valle il 30 giugno fino alla finale di Verona in Piazza Bra, nella appunto riconfermata location fuori dall'arena il 10 settembre, quindi abbiamo 10 grandi appuntamenti. Credo che la formula sia già questa bella, perché accontenta artisticamente un pubblico di più generazioni. Il palcoscenico è meraviglioso, abbiamo uno staff estremamente qualificato. Ricordo solo il direttore della fotografia, che è Renato Neri, ed è il nome legato allo storico Festival Bar, ai grandi concerti dei Pooh e a tante altre trasmissioni televisive. Abbiamo l'onore che da qualche anno segue lui l'apparato luci del Festival Show, e la resa si vede, e le soddisfazioni quindi dopo tanti mesi di fatica di organizzazione si trovano in questi risultati nelle piazze. 60 artisti, tutto il mondo della canzone italiana sul palco del Festival Show. La manifestazione, targata Radio Birichina e Bella e Monella, sarà una parata di stelle per tutti i gusti. Vado in ordine alfabetico per rispetto, perché poi comunque sono tutti nomi molto importanti. Allora avremo Alex Britti per la prima volta con noi al Festival Show, avremo la vincitrice di The Voice of Italy che è Laida Dani, poi tornerà Enrico Ruggeri, un grande ritorno anche gradito per noi perché sono nostre amiche da sempre, quello di Paola e Chiara, ma anche Paolo Meneguzzi, un'attrice importante, affermatissima anche a livello internazionale, Violante Placido, che discograficamente si chiama solo Viola, il premio alla carriera al gruppo dei Camaleonti, e ancora avremo poi Cixi, anche questo è un altro prodotto dei talent televisivi. Accanto agli artisti più affermati si esibiranno 12 nuovi talenti e anche bambini dai 3 ai 12 anni. E poi moda, bellezza, l'orchestra ritmico-sinfonica italiana di 25 elementi, i balletti di Etienne Jean-Marie, la comicità di Mandi Mandi alias Marco Milano, ospiti stranieri, davvero tanti i motivi di un successo che si ripete ininterrottamente dal 2000. C'è tutta la sezione particolare, diciamo, di questi nuovi talenti, ne avremo 2 fra i giovani in gara a Padova, sono Anna Danieli, veneziana tra l'altro di Campolongo Maggiore, e poi il gruppo dei Fade to Rage. Anna Messina invece sarà la bambina di Alcamo, provincia di Trapani. A ogni puntata ci sarà un bambino. Ci sarà più di un ospite straniero, possiamo già fare i nomi di Alan Clark, dovrebbero arrivare le Cerebro, insomma ci sono un po' di novità in arrivo. E la ciliegina sulla torta del Festival Show 2013 ha il nome di Luisa Corna, nella doppia veste di conduttrice e cantante, con un singolo fresco fresco da testare sul pubblico. Ma guarda, devo dire che al Festival Show avrò comunque modo sia di cantare, di presentare, quindi così, di sviluppare, di coordinare un po' tutte queste attività. E quindi sarà sicuramente piacevole. Il 30 di giugno, proprio dalla prima data, avrò modo di cantare anche il mio singolo che si intitola Tutto e Niente, e sarà proprio la prima volta che canterò questo brano, quindi mi auguro che mi porti bene, perché insomma è importante per chi fa musica il fatto che venga recepito nel modo giusto, anche perché sai, uno parte, crea delle cose, non ha dei filtri, nel senso non si creano dei traguardi, spera solo che la cosa possa arrivare a essere recepita nel modo giusto. Il tour di 10 tappe inizierà domenica 30 giugno in Prato della Valle a Padova. Un omaggio anche alla Città della Speranza, la fondazione sulle malattie infantili, per la quale ogni anno il Festival Show raccoglie fondi. Vediamoci, incontriamoci, stiamo insieme, diamo insieme un segnale di fiducia, proprio facendo festa, ascoltando della buona musica e divertendoci. Allora vi auguro insomma tante belle cose per questa estate, a tutti gli amici di Televenezia. Ciao, a presto. Canterai, ci divertiremo assieme al Festival. Ed è il momento del nostro consueto collegamento con la rubrica Qui Redazione. È con noi in linea Tiziano Graziottin della redazione del Gazzettino. Ciao Tiziano, allora quale notizia avete in mente di approfondire domani? Ma stiamo lavorando molto su tutta la partita del tram
tra Mestre e Venezia, perché domani faremo proprio 2 pagine speciali su questo argomento, perché ci sono delle grosse novità. La prima è senz'altro ormai il completamento ormai imminente del tunnel tra Mestre e Marghera, che diciamo che è propedeutico all'attivazione della linea tra le 2 realtà appunto della città, e che dovrebbe essere pronto per Natale di quest'anno. Quindi questo auspicato, atteso collegamento tra Mestre e Marghera finalmente sarà di fatti. Ci sono anche altre novità, ad esempio per i lavori in piazzale Cialdini, che diventerà Mestre, che diventerà il punto di interscambio cruciale del tram, il servizio rimarrà fermo nei mesi di luglio, agosto e parte di settembre, quindi anche questa una novità, questa evidentemente non molto gradita ai cittadini, però necessaria per fare tutti i lavori legati a questa importante struttura. Sì, permettimi di dire, la novità grande che appunto i cittadini potranno osservare sarà proprio questa, cioè l'abbattimento di questa sorta di barriera, per quanto immaginaria, diciamo così, fra Mestre e Marghera, che appunto con i lavori viene a mancare, e finalmente verranno collegate queste 2 realtà in maniera un po' più netta, un po' più definitiva, no? Sì, è verissimo. Idealmente cade un diaframma che separava Mestre e Marghera, e la città veramente sarà più unita, e questo sarà il primo grande effetto del tram. L'altro sarà evidentemente il collegamento tra Mestre e Venezia, perché ormai come sa bene chi ci ascolta, stanno andando avanti a tutta i lavori sul Ponte della Libertà, e questa è un'altra novità, stanno ormai iniziando anche quelli in Piazzale Roma. Infatti tra un po' purtroppo ci saranno dei disagi in Piazzale Roma, perché in particolare l'area centrale sarà transennata, quindi la situazione in quell'area è già caotica, e purtroppo lo sarà ancora di più in questi mesi diciamo estivi, però l'obiettivo finale è un obiettivo che credo interessi a tutti, ovvero appunto il collegamento definitivo e forte tra Mestre e Venezia. Certo. Grazie allora Tiziano, e appunto staremo a vedere appunto come evolveranno questi lavori. Ed ora è il nostro momento, un altro momento che è diventato un po' una consuetudine appunto del nostro telegiornale, il momento della rubrica Non ne posso più. Vi invitiamo anche voi, appunto voi telespettatori, a inviarci sempre di cosa non ne potete più. Vediamo. Cari amici di Televenezia, salve. Vedete alle nostre spalle una visione di quella che molti credono essere la causa di tutti i mali. Non è Roma la causa di tutti i mali, ma è chi va a Roma e si comporta come i centurioni. Quelli sono la causa di tutti i mali. E comunque, state tranquilli. Voi pensavate che soldi non ce n'erano? Pensavate che fossimo alla canna del gas? No, non è così, sorridete. Vi dico alcune piccole cose. Voi non siete esperti di contratti pubblici. A Matera un esperto di contratti pubblici in una pubblica amministrazione prende 21.000 euro di gettone. Voi non siete cantori supplenti, nemmeno titolari, perché in un coro a Trieste il cantore supplente prende 11.000 euro e voi non trovate lavoro e voi avete problemi a arrivare non alla terza settimana, ma forse alla seconda settimana, ai primi 10 giorni del mese, ma fate il cantore supplente a Trieste. Per esempio, volete essere ingaggiati per pochi soldi, per fare un catalogo di fotografie, 10.000 euro in provincia di Frosinone. In Valle d'Aosta la regione censisce gli ungulati e per fare questo costa 26.000 euro, cioè c'è un tale che sta lì col binocolo e guarda passare camosci e montoni e stambecchi e lui prende 25.000 euro, 26.000 euro per fare questo. Cosa avete studiato a fare?
Ma di che cosa parlate? C'è questa pubblica amministrazione che spreca ogni anno 1 miliardo e 300 milioni di euro per fare queste... Ecco, non lo dico che cosa, perché sennò suonerebbe bip, ma ciascuno di voi sa perfettamente che cosa intendo. E per questo metà del gettito IMU va via, se ne scappa. Vorrei in questo adesso parlare di un'altra cosa che è propriamente italiana, è quella dei venditori ambulanti. Venditori ambulanti, noi abbiamo la fotografia di Venezia, ma venditori ambulanti ce ne sono a Roma, a Milano, a Verona, a Palermo, dappertutto. Allora, seguite il ragionamento. Ci sono centinaia, forse migliaia di venditori di merce tarocca. Giustamente c'è allarme e la gente è preoccupata del fenomeno e delle sue conseguenze. È preoccupata per l'ordine pubblico, è preoccupata per il decoro, il commercio legale va in crisi, insomma una serie di cose negative. E ci sono ogni giorno fortissime proteste. Pensate un attimo una cosa, ma perché nessuno si rivolta contro altrettanti venditori di merce tarocca, che fa male, che crea problemi di ordine pubblico, di decoro, di commercio clandestino, di finanza, di economia? In più fa star male la gente, la uccide, cioè i venditori ambulanti di droghe. E di quelli non se ne parla con la stessa forza, con la stessa veemenza. Non bucano lo schermo da cui state guardando questa trasmissione, perché, chiedetevelo, nella percentuale dei posti dove c'è il più alto tasso di residui da cocaina nelle acque, Roma, la parte che va da Ponte Milvio all'isola Tiberina, cioè la parte del centro storico, casualmente la parte dove c'è Montecitorio, Palazzo Madama, dove sfociano le fogne del Quirinale e c'è dei palazzi del potere, ecco, ha il più alto tasso di residui di cocaina. Ma ci fosse per caso un legame tra le due cose? Bene, io non ne posso più. Non ne posso più perché manca qualcuno che si interessi di tutto questo. Grazie e buona giornata a tutti. Bene, ringraziamo allora Edoardo Sivori e rinnoviamo appunto l'invito a voi telespettatori a scriverci di che cosa non ne potete più. Ed ora vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni. Super caldo con valori molto sopra la media fino a giovedì, poi un po' più instabile e meno afoso. Mercoledì 19 giugno, affa e caldo umido, brezza sulla costa, valori termici sempre in salita, compresi fra gli 11 e i 33 gradi, mare calmo. Giovedì 20 giugno, soleggiato e afoso, temperature senza variazioni. Venerdì 21 giugno, tempo variabile, minime e massime in moderato calo, comunque tra i 20 e i 30 gradi. Sabato 22 giugno, nubi sparse, valori ancora in lieve diminuzione, più in linea con le medie stagionali. La marea di mercoledì 19 giugno è sostenuta, la massima alle 20:25 80 cm, la minima alle 13:55 20 cm. Ed ora canti e balli della tradizione veneta col gruppo musicale I Fiori del Suca. Con queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia. Sul canto, se te tocco ciò e domani sul canto lo divertirà tuo papà. Si fumato ciò che io dica mio papà, si fumato ciò che io dica mio papà.
se complicati sono i strani. Se te tocco ciò in dobra, senti su un canto. Se te tocco ciò in dobra, senti su un canto. Se te tocco ciò in dobra, senti sul canto. Lo diresti a tu